Eccoci in un laboratorio artigiano oggi per documentare il lavoro di una donna fabbro che lavora qui a Serrenti, Francesca Frau, con il padre Mario. Ha deciso di intraprendere questo lavoro particolare per una donna, ma vedremo tra poco qual è il valore aggiunto che lei mette in questo lavoro. Ne parleremo con lei, ne parleremo anche con suo padre Mario. A tra poco. Eccoci, una rosa di ferro battuto, e questo, Francesca, è stato la prima rosa che hai fatto qui? Sì, questo è stato uno dei primi oggetti che sono andata a realizzare. Come mai hai deciso di fare questo lavoro? Perché sono nata nell'officina, lavoro che ha fatto mio padre per oltre 40 anni e alla fine, non volendo, avendo attrezzature locali, ho colto al volo l'occasione. È qualcosa qui che non vorremmo che si rovinasse il ferro. Adesso vi facciamo vedere, nasce qui con noi una foglia. Qual è la cosa più difficile di questo lavoro? Essendo un lavoro prettamente maschile, vederlo realizzato da una donna non è semplice, perché pensano che tuttora sia mio padre a realizzare, diciamo, le opere che vengono fuori dal laboratorio. Perciò far capire alla gente che è una donna che realmente li fa è un pochino difficile, se non è che tramite adesso conoscenze o perché vengono e mi vedono realmente vestita o che sto io realizzando realmente il pezzo, non ci credono. Ecco, adesso lo stiamo facendo vedere. Prima di tutto che sei tu a realizzare il pezzo, continua pure. Parliamo anche con Mario Frau. Cosa aggiunge sua figlia al lavoro di fabbro? Cioè, cosa può aggiungere una donna a questo lavoro? È molto creativa, a lei le piace sul disegno, lavorare sulle cose, diciamo, più fini. Lei era contento, lei era contento quando le ha detto papà, io voglio fare il tuo lavoro. Mica tanto. Come mai? No, perché pensavo che per lei è un lavoro troppo pesante, per una donna, che invece non Invece adesso cosa? sta benissimo, niente da dire, sono contento. E lì era la spalliera di un letto che sta nascendo, qui la spalliera di un letto in ferro battuto, il disegno, vedete, signor Mario, sua figlia parte dal disegno, lei faceva allo stesso modo? Sì, partiva, cioè il disegno praticamente me lo faceva lei, Quindi lei ha sempre fatto... eseguivo. Però il disegno più che altro è affidato a lei perché le piace molto il disegno. Disegno è prerogativa di Francesca Frau. Come inizia il tuo lavoro? Cioè, quando ti viene commissionato un pezzo, cosa fai? Di solito realizziamo uno schizzo insieme con la collaborazione del cliente per capire più che altro i gusti del cliente, come gli può piacere un ricciolo, se in una maniera o nell'altra. Poi si realizza lo schizzo. Una volta realizzato lo schizzo, procediamo a realizzare i pezzi che poi verranno o prima o dopo forgiati in base al tipo di lavorazione, di forgiatura. In questo caso abbiamo una forgiatura semplice, una piattitura che partiamo dal pezzo già piegato, semi diciamo lavorato, nel senso che prima lo pieghiamo e poi andiamo a fargli l'ultima piega, che è una forgiatura appiattita, e poi con inserimenti diciamo di foglie forgiate da un unico pezzo. Come va il mercato? Stai ricevendo molti ordini in questo periodo? Ci sono difficoltà? Diciamo che proprio in questo periodo c'è un pochino di crisi, che con il fatto dell'economia anche il nostro lavoro, come tutti gli altri mestieri, ne sta risentendo, però non siamo fermi, cerchiamo sempre di, diciamo, girare all'ostacolo, facciamo mostre, cose del genere, fiere, in modo da farci conoscere il più possibile. Torniamo un attimo a tuo padre, come l'hai convinto a accettarti in questo lavoro? Con la testardaggine, a furia di batterci sopra e a voler fare questo lavoro, anche con l'aiuto di mia madre, pian pianino siamo riusciti finché ha ceduto. E adesso mi sembra che il rapporto sia ottimo. Lui ti dà una mano, sei tu la titolare? Sì, sono io, ormai da più di 8 anni sono io la titolare, lavoro io, non è solo il nome di facciata, perciò lui mi aiuta con le cose grandi quando non ce la faccio da solo, perché ovviamente certi lavori soli non li posso realizzare e ho il suo aiuto, la collaborazione.